Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Per mesi lo scorso anno seminarono il panico con risse e pestaggi all'ex dogana di Catania. 6 componenti del branco sono stati condannati. Strage di Altavilla, i tabulati telefonici smentiscono i fratelli di Dio. La coppia era in casa nei giorni del massacro. Intanto si sta per chiudere la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca. Saranno interrogati domani le 2 donne fermate a Catania per aver dato fuoco a una 26enne al culmine di una lite. Intanto la ragazza è in prognosi riservata per le ustioni e rischia complicazioni polmonari. Un vasto incendio in corso dal pomeriggio attorno al cimitero di Catania. Una densa colonna di fumo è visibile da diverse parti della città. Le fiamme hanno lambito un distributore di benzina. Darghi, una ribalta e un errore che ci porta altro dolore. Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, si dice contrario alla presentazione del libro che racconta la vita di Giovanni Brusca, oggi pentito. Il calcio, il Catania ritrova la vittoria e resta agganciato alle prime della classifica. Poker del Trapani alla Turris. Bentrovati, dunque per mesi lo scorso anno seminarono il panico con risse e pestaggi all'ex dogana di Catania. 6 componenti del branco sono stati condannati. Adelaide Barbagallo. 6 condanne dai 3 anni ai 5 anni e 8 mesi e 2 assoluzioni. Questa è la sentenza del gruppo di Catania Ottavio Grasso nei confronti degli imputati coinvolti nell'inchiesta sulle risse e i pestaggi avvenuti all'ex Dogana Club e accusati a vario titolo di estorsione, lesioni e violenza privata con l'aggravante del metodo mafioso. Il gruppo, capeggiato da un 15enne parente di Andrea Nizza, figura apicale del clan appartenente alla famiglia catanese di Cosa Nostra Santa Paola Ercolano, avrebbe spadroneggiato all'interno del locale con avventori e addetti ai lavori, ingaggiando finte risse per creare disordini ed estorcere entrate e consumazioni gratuite. Per il minore si procede separatamente. Il GUP ha inoltre interdetto i condannati per 5 anni dai pubblici uffici. È stata stabilita una provvisionale di 10.000 euro a titolo di risarcimento per la società che gestisce l'ex Dogana Club, che si è costituita parte civile. L'indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta al nucleo operativo della Compagnia Carabinieri di Catania Piazza Dante, ha tratto origine dall'episodio di un violento pestaggio commesso nel febbraio 2023 all'interno del locale. Da questo spunto sono stati ricostruiti, anche con l'acquisizione di filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza della discoteca, altri episodi di violenza avvenuti tra febbraio e giugno 2023. Strage di Altavilla, milicia, la coppia diabolica era in casa nei giorni del massacro. Lo rivelano le analisi dei tabulati telefonici. Intanto si sta per chiudere la perizia psichiatrica su Giovanni Barreca, il muratore reo confesso degli omicidi della moglie e dei suoi 2 figli. Marco Gullà. Massimo Carendente e Sabrina Fina erano in casa con Giovanni Barreca e la figlia nei giorni del massacro nella villetta di Altavilla Milicia. Le analisi dei tabulati telefonici smentiscono la difesa della coppia, che ha sempre detto di non essere stata in casa Barreca mentre veniva eseguito un folle esorcismo sfociato poi nel massacro della moglie del muratore e dei suoi 2 figli. Gli accertamenti tecnici eseguiti sui tabulati telefonici su input della Procura di Termini Imerese sostengono il contrario, confermando quanto raccontato da Barreca e dalla figlia, rei confessi, che hanno parlato della presenza e del ruolo attivo dei 2 sia nelle torture che negli omicidi. Intanto è in corso la perizia psichiatrica che dovrà accertare se Giovanni Barreca sia capace di intendere di volere. I consulenti incaricati dalla Procura di Termini Imerese hanno già incontrato 2 volte in carcere l'indagato e contano di completare il loro lavoro con un terzo colloquio. Poi elaboreranno le conclusioni che verranno consegnate ai PM. A stretto giro i magistrati dovrebbero poi chiudere le indagini. La perizia era stata chiesta dai PM e dal legale di Barreca, Giancarlo Baracato. Saranno interrogate domani le 2 donne fermate a Catania per aver dato fuoco a una 26enne al culmine di una lite. Intanto la ragazza è in prognosi riservata per le ustioni e rischia complicazioni polmonari. Lorena Dolci.
Una lite che andava avanti da mesi. Sarebbero iniziate a gennaio le schermaglie tra due famiglie scaturite da una lite tra ragazzine. Due dodicenni che si contendevano lo stesso ragazzo. Lascialo stare, lui è mio. Quelli che dovevano essere i primi palpiti di cuore sono diventati una faida tra gruppi familiari legati ad ambienti della criminalità catanese. È così che dopo un SMS di fuoco e l'ennesima lite per strada, l'incontro chiarificatore si è trasformato in spedizione punitiva. Due donne arrivano in auto sotto il palazzo in via Capuana, sul marciapiede un gruppo di amici e parenti, poi il gesto improvviso, la benzina lanciata che manca il vero obiettivo e prende in pieno la sorella di 26 anni che neanche abitava lì e forse voleva fare da paciere. È un momento, le fiamme avvolgono Giusy. In meno di 48 ore la polizia ha fermato due donne con l'accusa di tentato omicidio. La ragazza ha riportato ustioni gravi sul 20% del corpo. Le ustioni hanno coinvolto il viso, il collo, gli arti superiori, ma principalmente hanno coinvolto le vie aeree superiori e probabilmente anche una parte delle vie aeree polmonari. Tutto questo impone in questo momento il suo ricovero presso la rianimazione con un'assistenza ventilatoria attraverso un tubo, ma non è detto che domani non debba essere necessario effettuare una tracheostomia per consentire la terapia di quello che sono le lesioni polmonari. La Procura di Catania ha depositato la richiesta di convalida del fermo delle due donne che dovrebbero essere interrogate nelle prossime ore. Non sono ancora noti i nomi delle indagate, ma sarebbero la madre e un'amica di famiglia di una delle due minorenni che non hanno preso parte alla rissa, tutta al femminile. Le indagini della squadra mobile proseguono per individuare eventuali altri responsabili. E un vasto incendio è in corso dal pomeriggio attorno al cimitero di Catania in via Divino Amore e in via Fossa della Creta. Una densa colonna di fumo è visibile da diverse parti della città. Per cercare di spegnerlo sono intervenuti anche mezzi aerei con diversi lanci, oltre ai volontari di vari distaccamenti dei vigili del fuoco. Situazione critica anche perché le fiamme hanno lambito un vicino distributore di benzina. Per precauzione, polizia e vigili del fuoco hanno chiuso le strade limitrofe alla zona interessata dal vasto rogo. Non si sa ancora la causa dell'incendio che potrebbe essere divampato dalle sterpaie che crescono incolte nella zona. E una ragazza di 18 anni è ricoverata all'ospedale civico di Palermo in coma dopo aver bevuto un cocktail in una festa in via Candelai. La giovane è risultata positiva agli esami tossicologici e si trova in rianimazione. Secondo una prima ricostruzione qualcuno le avrebbe messo della droga nel bicchiere. Il locale è stato sequestrato dai carabinieri. Le condizioni della ragazza dopo il ricovero vanno lentamente migliorando. E cambiamo argomento, Darghi, una ribalta è un errore che ci porta altro dolore. Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, si dice contrario alla presentazione del libro che racconta la vita di Giovanni Brusca, oggi pentito. Lorena Dolci. Un pentito, un libro, è una delle pagine più raccapriccianti della storia di mafia. L'uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e poi sciolto nell'acido per punire il padre Santino, colpevole di aver iniziato a collaborare con la giustizia. A commettere quell'omicidio fu Giovanni Brusca, detto Uverru, il porco. Fu lui a premere il telecomando della strage di Capaci, fu lui a confessare oltre 150 assassini, ma neanche ricordo i loro nomi, dice l'ex mafioso, che dopo 25 anni di carcere è uscito il regime di sorveglianza e si racconta nel libro scritto dal vicepresidente di Libera, Don Marcello Cozzi. Ma la firma dell'associazione antimafia non basta ad evitare le polemiche. Non bisogna dare visibilità agli uomini di Cosa Nostra che hanno martoriato il territorio e portano dolore e morte, dice Nicola Di Matteo, fratello del piccolo Giuseppe, alla notizia della presentazione del libro a San Giuseppe Iato, il mandamento in cui l'ex boss ha mosso i primi passi. Su questi personaggi, aggiunge, deve calare il silenzio. Dargli una ribalta è solo un grave errore. Per il sindaco del comune Giuseppe Siviglia il libro non elogia Brusca e neanche lo riabilita. Brusca rimane quello che è, ma era giusto presentarlo da noi per scuotere le coscienze. A parlare anche Franca in Bergamo, il magistrato della DDA che quando lo incontrò da collaboratore si rifiutò di stringergli la mano. Il suo racconto può suscitare un comprensibile orrore, dice, ma poi ho potuto apprezzare la sua collaborazione che ha dato un grande contributo processuale.
In Sicilia saranno realizzati 2 termovalorizzatori e il primo cantiere aprirà nel 2026. Il presidente della Regione Renato Schifani ha ottenuto i poteri straordinari. Il Senato ieri sera ha detto sì alla norma inserita nella legge Omnibus che permette di tagliare tempi e procedure. Maglio Viola. Arrivano i superpoteri per il presidente della regione siciliana Renato Schifani. Il Senato ha detto sì alle procedure semplificate per la realizzazione dei termovalorizzatori nell'isola. In precedenza i poteri di Schifani si limitavano alla progettazione e all'approvazione del piano rifiuti. Nonostante l'ampliamento dei poteri, la costruzione dei 2 termovalorizzatori previsti in Sicilia con un costo stimato di 800 milioni di euro richiede comunque gare pubbliche. L'emendamento prevede la possibilità di derogare ad alcune norme del codice degli appalti, una procedura più snella rispetto alla gara tradizionale, ma non un'assegnazione fiduciaria. C'è già un piano condiviso da Regione e Ministero al quale mancano alcuni passaggi formali, a iniziare dall'assenza fino ad oggi del più generico piano dei rifiuti. La Regione ha già pronto il suo cronoprogramma. Il piano rifiuti vedrà la luce entro la fine del 2024, quasi sicuramente a novembre. Da allora si potranno lanciare le procedure per i termovalorizzatori di Palermo, a Bellolampo e di Catania nell'area industriale. Per realizzarli servono 2 anni di lavoro dopo il completamento della fase di gara. Almeno il primo, il più piccolo, potrà essere realizzato entro la legislatura. Nel 2026 si potrà avere, insomma, almeno il cantiere aperto. I pericoli della zona industriale di Catania. Oggi vi mostriamo le condizioni di estremo degrado del ponte sull'8ª strada. Piloni e parapetto cadono a pezzi, c'è il rischio di un cedimento. L'UGL sollecita un incontro urgente con il sindaco trantino Tonino De Mana. Il pilone si sbriciola, il parapetto cade a pezzi, blocchi di cemento che si staccano e finiscono per terra, montagne di spazzatura sotto il precario impalcato. Offre un indecoroso e pericoloso spettacolo il ponte nell'8ª strada della zona industriale di Catania, che da anni attende interventi di riqualificazione. Non servirebbe alcun commento a queste immagini, con il ferro arrugginito che fuoriesce dal manufatto, che tra l'altro si sgretola con le dita. E pensare che sotto e sopra la fatiscente struttura passano auto e mezzi pesanti. L'ennesimo grido d'allarme arriva dal segretario provinciale dell'UGL Metalmeccanici, Angelo Mazzeo. I lavoratori che giornalmente vanno a lavorare alla zona industriale hanno paura, hanno difficoltà a oltrepassarlo. C'è anche una discarica sotto che si può trasformarsi in una sorta di bomba ecologica, dove già la scorsa estate, quella appena conclusa, hanno dato fuoco 2 volte e addirittura l'aria era talmente irrespirabile che diverse unità produttive che sono nella zona sono dovute uscire appunto dalle aree di produzione. Da queste parti, per ovvi motivi, dormire sotto i ponti non conviene. Per Mazzeo l'ipotesi abbattimento è l'unica strada percorribile. Va in qualche maniera abbattuto, dove si deve inevitabilmente pensare a fare qualcosa di sostitutivo. La strada è di proprietà dell'amministrazione comunale di Catania e del comune di Catania, quindi inevitabilmente noi facciamo un appello al sindaco trantino, chiediamo un sopralluogo congiunto per verificare quelle che sono appunto le condizioni sia delle fondamenta che anche del manto stradale, perché su più punti ormai è totalmente degradato. Sull'argomento occorre una seria e soprattutto urgente soluzione per evitare danni peggiori. Catania, sosta ingannevole o selvaggia, in un modo o nell'altro vi mostriamo strani esempi di parcheggio in via Santa Maddalena e in piazza Asciuti. Piovono le segnalazioni alla nostra linea di WhatsApp. Tonino De Mana. Parcheggi folli in piazza e in piena isola pedonale, sosta selvaggia sulle strisce pedonali e anche sotto la segnaletica stradale, ed ancora parcheggi controversi dove si intravedono le strisce blu che invece sono state cancellate con un po' di smalto grigio, ma che comunque traggono in inganno. Esempi controversi di parcheggio nel centro storico di Catania e segnalazioni che piovono nella nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. In via Santa Maddalena, non distante la salita di San Giuliano, un nostro telespettatore ha inviato la foto di una macchina ferma con numerosi verbali presi in giorni diversi. In questo caso la distrazione potrebbe prevalere sull'indisciplina, visto che quotidianamente file di auto, a volte con regolare tagliando della sosta a pagamento, parcheggiano in via Santa Maddalena, compresa una macchina con pass per disabili. In piazza Asciuti invece non c'è dubbio, qui regna sicuramente l'anarchia, con auto e scooter sulla piazza e montagne di spazzatura ovunque, e siamo a pochi metri dalla centralissima via Etnea. C'è chi, prigioniero in piazza, cerca addirittura di smontare il proprio specchietto a causa di una macchina in doppia fila. I cittadini, esasperati, chiedono maggiori controlli e naturalmente l'installazione delle telecamere, unico rimedio per fronteggiare l'emergenza.
Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest che ha messo a confronto a San Vito Lo Capo chef di 10 paesi all'insegna dello scambio di culture, dell'integrazione e della diversità. Eva Spampinato. Il Marocco! Quello che vedete è solo il momento finale di 10 giorni di incontri, eventi, workshop per grandi e piccoli, musica, competizioni culinarie che più che gare sono una vera e propria celebrazione della diversità e della pace attraverso il cibo, anzi attraverso un cibo, il couscous, protagonista del Festival di San Vito Lo Capo, un piatto che racchiude in sé una forte valenza simbolica, alimento universale capace di adattarsi e integrarsi nelle tradizioni culinarie di molti paesi. Me l'avevano spiegato che qua al Couscous Festival i cibi erano di grande livello, ma non così. Qui siamo a livelli altissimi. Il Marocco vince il campionato del mondo di couscous, l'evento centrale del Couscous Fest che ha messo a confronto chef di 10 paesi con il debutto di Russia, Ucraina e Cina. Lo slogan di quest'anno, Granelli di Pace, riassume l'essenza di un evento che dopo 27 anni si propone ancora una volta non solo come festival gastronomico, ma anche momento di integrazione culturale e dialogo, utilizzando la cucina come strumento di unione e ponte tra culture diverse. Storia ben rappresentata dal team di Medici Senza Frontiere. Voi state mangiando un couscous contemporaneo con questo gusto che è suo, che un anno fa è arrivato in barca, è arrivato a Lampedusa come tanti altri ragazzi che non ce l'hanno fatta, la prima volta si è spaccata la barca. La serata si è chiusa con il concerto di Big Mama, artista apprezzata per i suoi testi schietti e potenti che affrontano temi come discriminazioni e omofobia. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva, non mancate. Bentornati, adesso il calcio, il Catania batte il Monopoli, torna al successo e anche nella parte alta della classifica. La rete di Lunetta decide l'incontro nel finale, bravo Adamonis che salva il risultato. Marco Carli. Catania Monopoli è un altro mattone, per dire alla Toscano. Contro la squadra che si presenta al Massimino da capolista arriva un successo importante che apre a considerazioni. Primo tempo senza affanni ma senza guizzi, ripresa con il gol e qualche paura, compresa una traversa degli ospiti. In generale poi va detto che alcune partite, come quella con i pugliesi, l'anno scorso sarebbero andate diversamente. Ed è un dato da non sottovalutare in vista del futuro. Rischi sì, arrivati quando si è fatto sentire il peso delle 3 partite consecutive, ma anche capacità di soffrire e di portare a casa il risultato. E poi la caparbietà, quella mostrata da Castellini nel bellissimo recupero palla che ha portato poi alla rete di Lunetta che ha deciso l'incontro. Sì, come col Benevento l'emblema è stato il salvataggio sulla linea di Sturaro, l'emblema deve essere quello deve essere la nostra identità, è il nostro DNA. Siamo contenti, abbiamo rischiato quello che dovevamo rischiare, era importante solo vincere oggi, quindi abbiamo fatto quello e siamo contenti. La fase più emozionante della partita è stata nella parte finale della ripresa, occasioni in serie per entrambe le squadre, oltre la traversa di Bruschi, i biancoverdi sfiorano la rete in almeno altre 4 circostanze, in 2 di queste è bravissimo Adamonis su Yeboah e sullo stesso Bruschi, ma anche il Catania costruisce qualche opportunità per il 2-0, finisce invece 1-0, il pubblico esulta, Pelligra pure e Toscano può dedicare il successo a Daniele Faggiano, il DS è entrato nel cuore del gruppo. La sua presenza ieri, nonostante non sia al meglio, è stata importante, gli auguriamo di tornare presto tra di noi perché i ragazzi sono affezionati a lui, noi sappiamo quanto può dare al gruppo, alle dinamiche e quindi dedichiamo questa vittoria al direttore. Il Trapani fa poker contro la Turris e conquista il primo successo al provinciale. Franco Camarasano. Sembra aver inserito la quinta marcia il Trapani dopo i pareggi contro Taranto e Juventus New Generation. E così, dopo aver rifilato mercoledì scorso 5 reti al Potenza, ieri ne ha fatti altri 4 la Turris, squadra imbattuta da 4 giornate, così come da 4 turni era imbattuto il portiere Marconi. E poi, cosa da non sottovalutare, sembra aver ritrovato il miglior Lescano.
L'attaccante argentino, già 2 volte a segno contro il Potenza, ieri di reti ne ha realizzate altre 3, il primo al 19esimo, trasformando un calcio di rigore concesso per un fallo di esempio su Carriero. Il secondo al 47esimo, stavolta di testa, su un cross di Benedetti, dopo che 2 minuti prima l'arbitro gliene aveva annullato uno per fuorigioco. Nel mezzo, al 30esimo, la Traversa aveva negato il gol a Karic, tra i migliori in campo. Lo svedese però centrava il bersaglio al 33esimo della ripresa, mettendo al sicuro il risultato. A tempo scaduto, Lescano completava l'opera volando più alto di tutti, siglando di testa il definitivo 4-0. E per questa edizione del TG Sicilia è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.